È una bella giornata oggi in Cansiglio, vedete i miei occhiali sono scuri perché siamo in autunno, ma il bell'autunno, il Cansiglio assume dei colori straordinari in questo periodo. Il Cansiglio, vi ricordo, è una foresta demaniale regionale, è gestita da Veneto Agricoltura, è una faggeta che ha più di 1000 anni di storia. Vediamo quindi allora le attività che si fanno in bosco e vediamo anche tutto questo territorio molto interessante. Vediamo. Dottoressa, siamo qui vicino ad un cantiere dove vengono fatte le cosiddette utilizzazioni, quindi gli alberi vengono tagliati, ma perché? Perché si taglia in Cansiglio? In Cansiglio si taglia perché c'è una gestione forestale sostenibile che prevede che ogni anno vengano fatte delle utilizzazioni forestali e venga prelevata una certa quantità di materiale legnoso. La foresta è gestita in modo sostenibile. La rinnovazione naturale che si vede è tutta da seme, quindi si lascia che la natura operi in maniera spontanea ed è fatta appunto secondo i criteri della silvicoltura naturalistica. Quindi c'è un piano di gestione forestale? C'è un piano di gestione forestale che viene seguito da Veneto Agricoltura e dai tecnici ed è una foresta certificata secondo i dettami della PFC. Cos'è la PFC? La PFC appunto è un sistema di certificazione forestale che garantisce che tutta la filiera del bosco, cioè da quando la pianta nasce da seme a quando il legno arriva all'utilizzatore finale, è controllata ed è gestita in maniera sostenibile. Ecco, poi molti di questo legname finisce per diventare parquet. Esatto, di qualità, per cui c'è una nuova alleanza, diciamo una sinergia tra pubblico e privato, per cui noi riusciamo a fornire questo materiale certificato a una ditta specializzata alle assi perché diventino assi del Cansiglio e con la sicurezza che l'utente finale sa che è un legno certificato di qualità che viene da una gestione sostenibile. Ecco, la gestione è sostenibile, quindi ci garantisce che questo bosco non verrà mai tagliato, ovvero viene tagliato solo per renderlo ancora migliore. Viene tagliato perché continui a sopravvivere, cioè viene tagliato con dei criteri di silvicoltura naturalistica e quindi che possa perpetuarsi nel futuro, sempre con una garanzia di qualità e di certificazione assoluta. Come si fa qui da 1000 anni? Esatto, noi abbiamo documenti per questo perché ancora i veneziani con il loro progetto speciale non sugli assi del Cansiglio ma sui rimi facevano appunto legno di qualità che poi andava appunto a essere destinato alle galee. Eggs, toast, gas, fish, what's your favourite dish? Come on. Eggs, toast, gas, fish, what's your favourite dish? Come on. Eggs, toast, gas, fish, what's your favourite dish? Come on. Eggs, toast, gas, fish, what's your favourite? Centro Caseario del Cansiglio che quest'anno ha ricevuto 2 premi importanti al BioFac di Norimberga, quindi grande soddisfazione. Sì, sicuramente è una soddisfazione immensa aver partecipato a questo concorso internazionale dove hanno partecipato appunto tutti i paesi europei, formaggi da tutta Europa e con il Casera, formaggio a pasta molle, abbiamo vinto il primo premio e con la ricotta abbiamo raggiunto il terzo premio. Si tratta di formaggi biologici, infatti il BioFac è la più grande fiera europea almeno del biologico e con latte tutto del Cansiglio. Sì, noi raccogliamo solo latte del Cansiglio, un latte a 1000 metri d'altezza, latte che viene fatto con i foraggi aziendali e qualche piccola integrazione, tutti animali nati sul territorio che pascolano liberamente tutta l'estate nei prati del Cansiglio e svernano nelle nostre stalle.
C'è anche l'orto botanico in Cansiglio, gestito dall'Associazione Amici dell'Orto Botanico Giangio Lorenzoni, dove ci sono le evidenze, gli endemismi di questo territorio tra l'Alpago e il Cavallo, una realtà unica per questo territorio.